Prigionieri e Vulcani sono due sintesi teatrali ideate da Filippo Tommaso Marinetti, pubblicate separatamente nel 1925 e musicate dal compositore barese Franco Casavola. Esempi di teatro futurista sintetico, di cui Marinetti aveva redatto il manifesto 10 anni prima insieme a Emilio Settimelli e Bruno Corra, le due pièce teatrali mettono in pratica i propositi enunciati dal manifesto. Sono opere molto brevi, dinamiche, con personaggi e luoghi di azioni che variano in maniera quasi frenetica. Le musiche di Casavola ne mettevano in risalto proprio la velocità e il dinamismo. All'interno della cassaforte potrete trovare le due sintesi teatrali pubblicate in un unico volume per la prima volta nel 1927, intervallate da scene dinamiche di Enrico Prampolini e intermezzi musicali di Casavola. Il Preludio di Prigionieri del 1925, un articolo di Luciano Caruso insieme alla rivista Teatro, il numero 3 dell'anno quinto, dove sono riportate le testimonianze del grande successo che riscossero le due sintesi teatrali.